Ed è buongiorno, buongiorno, benvenuti e bentrovati a questo nuovo appuntamento di Io Compro Siciliano Live, il nostro appuntamento quotidiano delle 12 tutti i giorni dal lunedì al venerdì. Buon inizio settimana, buon lunedì 19 di ottobre e siamo pronti per una nuova giornata, una nuova settimana da trascorrere insieme, sempre nel racconto meraviglioso della nostra terra siciliana. Iniziamo nel nostro consueto modo? Sì, allora grazie, 257.120 volte grazie, grazie sempre, grazie ancora, ci avviciniamo sempre di più ai 260.000 e noi siamo felici di camminare velocemente insieme a voi. Oggi racconteremo delle storie, ancora una volta racconteremo le storie, oggi parleremo di arte, di creazione, sì, con due artisti. Una è, e vedete oggi ho anche indossato la nostra t-shirt di Io Compro Siciliano, e proprio all'interno del nostro marketplace www.iocomprosiciliano.com, il grande marketplace del Made in Sicily, con le grandi eccellenze. Sì, lei è proprio una delle aziende all'interno del nostro marketplace e stiamo parlando di Sabrina Caruso ed esattamente arte e decoro, azienda, laboratorio in Sicilia, esattamente a Bronte. E parliamo di ceramica, parleremo della sua storia, come nasce questa sua esperienza e questo suo inizio attività proprio 3 anni fa. Ed ancora avremo con noi un altro artista. Lui viene da una famiglia, le sue origini innanzitutto sono legate al territorio di Agrigento, si trasferisce a Palermo. La sua famiglia è una famiglia di artigiani, mamma e papà lavorano il cuoio, i metalli, e i tre figliuoli decidono, quindi Eliseo e i suoi due fratelli decidono di iniziare un nuovo percorso, quella famosa staffetta tra i genitori e i figlioli, no? Un po' il passaggio, come diciamo sempre, della tradizione e dell'innovazione. Questi tre fratelli, infatti, cominciano, proprio rispetto all'esperienza dei genitori, a creare gioielli, ma non solo, con le pietre di mare, poi ancora il cuoio, insomma, vedremo un attimino e conosceremo Eliseo Chiappara. Bene signori, io come sempre volevo ringraziare in regia Paolo Gatto, ringraziare tutti voi che siete in collegamento come sempre. Siamo pronti per iniziare la nostra intervista con la nostra speciale ospite. Abbiamo da Bronte, nel territorio di Catania, la nostra Sabrina Caruso. Salve, buongiorno. Buongiorno a tutti. Ciao, ciao Sabrina, buongiorno, benvenuta. Siamo veramente tanto felici di aprire la settimana proprio con te, Sabrina, una donna, un'imprenditrice. Noi diciamo sempre la forza delle donne, la forza di inventare, creare, ed è proprio la tua storia. Tu vieni fuori, il tuo è un percorso di studio fatto in realtà Sì. nell'arte, il liceo artistico, poi l'Accademia delle Belle Arti. Sei una grande appassionata e così nasce il tuo laboratorio che è arte e decoro, ma mi piacerebbe che tu raccontassi la storia ai nostri amici in ascolto. Sì, diciamo che la passione per il disegno la porto con me sin da piccolina. Possibilmente era già nelle vene anche di mia madre, visto che anche lei era brava a disegnare, ma non è andata avanti, diciamo, con il suo percorso. Io ho voluto sfidarla in questo e quindi sono andata avanti. Magari quando ero più piccola facevo qualche disegno anche sulle pareti, però erano di piccoli inconvenienti, insomma.
E niente, visto che nel nostro paese, quando io ho iniziato ad avere più voglia a seguire il percorso artistico, diciamo che il liceo proprio artistico non c'era. E quindi mi sarei dovuta spostare o a Catania o alla sezione di Adrano, qui nel paesino qui a fianco. Ma siccome, voglio dire, tante volte essendo piccolini di età, dici no, Catania è troppo lontano e quindi il mio sogno diciamo che sarebbe stato svanito, ecco. Poi abbiamo avuto la fortuna invece di aprirlo qui a Bronte, un liceo artistico anche se in forma privata, e quindi ho scelto, ho deciso di iniziare questo percorso di studi. Finito appunto il diploma, che poi alla fine l'ho preso comunque a Catania, ho seguito l'accademia nel corso di decorazione, e poi per tutto il resto che concerne il disegno, la decorazione, ovviamente chi ama questo lavoro sa che l'esperienza e il provare tutti i giorni porta a determinati risultati, ecco. Risultati. Noi parliamo sempre, tra l'altro, Sabrina, di passione, di quanto la passione possa essere fondamentale nella crescita, ma soprattutto anche nell'affermare non solo i propri sogni, ma in questo caso anche i risultati di un'azienda. Tu apri il tuo Esatto. laboratorio esattamente 3 anni fa, se non erro. Sì, 3 anni fa, diciamo che questo è un sogno che ho avuto da sempre, fin da quando ho finito gli studi in accademia. Poi, prima di quello, ho deciso francamente di sposarmi e realizzare famiglia. Avevo più o meno 24-25 anni quando mi sono laureata e ho scelto prima di seguire il percorso del cuore e quindi realizzare famiglia. E poi, una volta che sono cresciuti un po' di più i bambini, abbiamo deciso insieme a mio marito di provare a realizzare questo laboratorio artistico qui a Bronte, che effettivamente sarebbe il primo perché in realtà non ce ne sono di altri. Noi possiamo vedere le tue opere non solo sul tuo profilo personale, quindi su quelle che sono le tue pagine, ma ricordiamo www.iocomprosiciliano.com è il nostro marketplace dove potrete vedere le meravigliose opere di Sabrina. Senti Sabrina, ma tu credi al destino? Nel senso, credi che poi ci sono dei segnali, ci sono delle cose che anche se poi magari fai un percorso un po' più lungo, un percorso diverso, tortuoso, poi si arriva sempre lì? Io credo di sì, nel senso che dato che questo sogno l'ho avuto da sempre, effettivamente io ho sempre lavorato anche dietro le quinte, nel senso non esponendomi proprio al pubblico, quindi qualche lavoretto l'ho sempre fatto, quindi arte e decoro diciamo che è sempre esistito, solo che in forma privata. Quindi il fatto Senti di Sabrina, alla fine, sì. Senti Sabrina, ma tu lo sai, secondo me questa cosa legata al destino alle volte è anche un po' rispetto ai cognomi, ai nomi, cioè nel senso che ognuno di noi poi nasce con un cognome che a volte è anche sviluppo della propria vita, cioè nel senso che in Esatto. quello è contenuto un po' quello che sarà la scelta della vita. Vedi, il nostro altro ospite che è oggi con noi si chiama Eliseo Chiappara. Pensate, insieme ai suoi fratelli ha costituito, ha realizzato, ha creato questo laboratorio che si chiama Tre Capperi. Ma vogliamo far entrare insieme a noi Eliseo Chiappara? Oggi ospite con noi, lui è creatore insieme ai suoi fratelli Buongiorno a del tutti. marchio I Tre Capperi. Buongiorno Eliseo, benvenuto. Buongiorno, grazie. Senti Dicevo, Eliseo, ma nel tuo cognome è un po' contenuta la storia della tua vita? sì, diciamo della mia vita. Certo, è il nome, abbiamo preso appunto i tre capperi, siamo tre fratelli e quindi nasce così, appunto tre capperi. La chiappera in siciliano è il cappero, quindi E sì. quindi c'entra, ma soprattutto c'entra Eliseo perché stavo raccontando all'inizio, la vostra è una tradizione di famiglia, innanzitutto c'è questo racconto nei vostri prodotti,
nei vostri, dico io, veramente ogni oggetto poi è una piccola opera d'arte, c'è il racconto della nostra terra siciliana, c'è il racconto della nostra Sicilia, c'è in esso contenuto i monti, c'è in esso contenuto la terra, c'è in esso contenuto il mare, perché voi quando create i vostri piccoli oggetti d'arte in realtà c'è un po' il racconto di tutta la sicilianità. Ci vuoi raccontare un po'? Sì, noi in pratica nasciamo, i miei genitori sono artigiani da sempre, e quindi per noi appunto la passione è nata da piccoli. Per noi era un gioco lavorare in un certo senso, creare piuttosto che lavorare. Adesso raccogliamo un sacco di vetrini che leviga il mare, ma quello appunto nasce dalla passione vivendo vicino al mare. Noi siamo cresciuti ad Agrigento, a San Leone, tornavamo a casa sempre pieni di vetrini, quindi i miei, essendo artigiani, e noi appunto con la passione appunto del lavoro manuale, abbiamo trovato il modo per farli indossare, perché le abbiamo considerate sempre delle gemme. Quindi il lavoro del mare, sì, c'è molto, il mare è la nostra passione, ecco, più che più che E quindi tutto. c'è proprio il racconto. Tra l'altro, Eliseo, tu dicevi hai deciso di intraprendere questo percorso artistico e imprenditoriale insieme ai tuoi fratelli, giusto? Li vogliamo salutare? Sono in ascolto. Sì, sì, credo proprio di sì. Elia ed Emanuele sono i miei due Li, sa- fratelli. li salutiamo e tra l'altro stavi raccontando, dice quando andiamo al mare, ma questo lo facciamo da sempre, no? Da quando eravamo bambini o quando portiamo i nostri bambini al mare, c'è proprio Esatto. questa voglia di raccogliere vetrini e conservarli, no? Metterli lì, portarli a casa. E allora voi avete pensato perché no? Perché visto un po' quella che è la storia dei nostri genitori, no? Quindi ricordiamo che i tuoi genitori sono degli artigiani che lavorano il cuoio, il metallo, e quindi c'era proprio già questa forte manualità e poi voi siete sempre stati abituati, insomma, a Esatto. creare. Sì, era il E nostro avete gioco. scelto quindi, sì. Poi, a dire la verità, comunque è stato mio padre il primo che ci ha montato li ha montati a ciondolini, ci ha fatto 3 collanine, e quindi da lì è nato pure il vetrino e anche il suo Da- utilizzo appunto, del vetro di da lì. mare. E poi non solo i vetrini, ma quello che dicevamo prima, Eliseo, c'è anche il cuoio, no? La Noi lavorazione del cuoio, anche lì lavoriamo anche il con cuoio tanti... noi, sì, Sì. no, è un modo diverso, è un modo più, noi facciamo maschere da teatro, specchiere, sempre appunto con tecniche, il nostro padre è stato il nostro maestro, ecco, e lo è tuttora comunque, e quindi sì, abbiamo un Siete buon... felici di portare avanti la tradizione di famiglia? Nel Certo, senso sì, questo, sì, essere non solo artigiani. siamo laureati in questo senso, ce la mettiamo tutta perché ci mettiamo tutto il nostro, appunto, dalle idee fondamentalmente, perché nasce tutto da lì, dall'idea. Quindi l'abbiamo dentro di noi, la confrontiamo tra di noi e poi la sviluppiamo. Quindi è una... Sì, è Una bello. continua. È quello che diceva prima Sabrina. Sabrina diceva prima che è Esatto. importante, scusate, che è importante un po' creare la fantasia, il fatto di essere lì sempre a immaginare nuove creazioni e nuove opere d'arte, Sabrina. Esatto, Esatto, sì. esatto. Chi ha questa vena, diciamo così, non si ferma al primo ostacolo, alla prima cosa andata male, riprova e prova finché quell'idea, quel disegno non è quello giusto. Vero, Senti esatto. Sono Sabrina, sì, d'accordo. è d'accordo con te Eliseo. Sì, infatti Senti Sabrina, sì, sì, sì. dico sempre io in siciliano, visto che appunto io compro siciliano, dico sempre a Chianamo i muralisci.
Esatto. Esatto, esatto. Senti, Sabrina, nelle tue opere in ceramica c'è qualche disegno nello specifico? Hai fonti di ispirazioni specifiche? Ti piace dedicarti a determinate cose piuttosto che altre? Insomma, hai un po' una predilizione verso qualcosa nello specifico? Allora, diciamo che a me personalmente, diciamo che il mio percorso nasce più come decoratrice, quindi lavorare col pennello, sia su grandi superfici che anche su una tela. Poi la ceramica diciamo che nasce dopo. Siccome è sempre stato, cioè l'ho visto sempre come un ostacolo perché la ceramica è molto raffinata, un processo di lavoro più complicato e quindi mi sono posta, diciamo, questa sfida. Dico ce la devo fare, devo riuscire. Ho incominciato a seguire dei corsi, a guardare dei video, quindi diciamo che quello che ho fatto è quasi sempre da autodidatta. E dopodiché ho iniziato a seguire qualche corso più nello specifico, più approfondito per imparare la tecnica, anche se effettivamente la tecnica si impara sempre dopo tanti anni di lavoro. È vero. Senti, vogliamo leggere, diciamo, al nostro regista Paolo Gatto se ci manda qualche messaggio in sovraimpressione da leggere per salutare come sempre i nostri amici. Abbiamo Fausta in Travaglia, lei è un'attrice, segue sempre i nostri live ed è qui. Buongiornissimo e buon inizio settimana. Ciao Fausta, grazie sempre. Dora Mirabello, buondì, anche Dora è un'artigiana, anche lei ha delle creazioni molto belle di moda, l'avremo tra l'altro presto ospite da noi. Angela Calò, buongiorno, buongiorno, ciao Angela, grazie per essere con noi. La Filanda, buongiorno, grazie di essere qui con noi. Pina Malgioglio, buongiorno Pina, grazie anche a te, buongiorno. Il nostro chef Mariano Carbonetti, buongiorno e buona settimana a te e ai tuoi ospiti, un bacione grande grande. Mariano Carbonetti, beh, permettetemi anche qua di fare una nota su Mariano. Mariano, il nostro grande chef, fa parte della squadra del grande team di Io Compro Siciliano. Abbiamo una sezione proprio all'interno del nostro marketplace che è legato alle antiche ricette tradizionali siciliane. Tra l'altro Mariano è un antropologo dei piatti, per cui insomma sarà un piacevole viaggiare anche nella tradizione culinaria. Ciao chef! Il Faraone Palermo, ciao caro, buongiorno, buongiorno carissima amica Catiuscuzza, Sabrina altrettanto, viva l'arte che ci salva e viva tutti i nostri artisti artigiani ed è proprio vero. Marzia Monreale, Marzia un saluto a te, Marzia è la nostra caporedattrice, un saluto a te e a tutto il team, un saluto a te splendida Catiusca, ai nostri cari ospiti, espressione di arte, artigianato, creatività e passione. Marzia, è proprio vero, è quello che sta venendo fuori da questa bella conversazione con Sabrina e Eliseo. Mauro Todaro, anche lui c'è da fare una nota a Mauro. Mauro è il grande ambasciatore del sorriso Gogol, veramente un grande estimatore di Io Compro Siciliano e poi porta il sorriso in tutto il mondo con il suo Gogol. Ciao Mauro. Antonio Castiglione, buongiorno a tutti, ciao Antonio. Grazie di essere con noi. Ancora il Faraone Palermo dice: buongiorno ad Eliseo, che è un bravissimo creatore artistico. Mi fa ricordare un po' Enrico Loverso. Grazie sempre al Faraone, al nostro amico. C'è Rosa Occhipinti, buongiorno a tutti voi, buongiorno anche a chi in questo momento sta scrivendo nei nostri video party. Giuseppe Graziano, buongiorno a tutti voi, ciao Giuseppe. Bene, abbiamo salutato i nostri amici che come sempre condividono la nostra grande passione. Stava dicendo poc'anzi, proprio Marzia, la nostra Marzia, è importante sempre e comunque come motore la passione. Mi sembra che la passione sia poi quella che muove un po' tutto. Eliseo. Sì, esatto, perché comunque anche oggi come oggi un po' ci si scoraggia, un artigiano ce la deve mettere tutta e senza passione non può andare da nessuna parte.
infatti si fanno sacrifici, però poi è Esatto. ricompensata, appunto, è il motore forte, appunto, la passione. Sabrina, dicevi esatto, mentre adesso Eliseo chiaramente Sì, faceva una riflessione, c'è grande fatica, no? C'è una sì, sì. scelta, quando noi Io diciamo la infatti, scelta esatto, consapevole. esatto, è una scelta difficile da affrontare perché ovviamente uno mette il cuore in qualsiasi oggetto o quadro, come fa il lavoro di Eliseo, in qualsiasi cosa che si realizza. Il problema è quando poi lo devi esporre agli altri, si pone sempre quel problema che non si capisce la fatica che c'è dietro, anche le delusioni, le sconfitte, che tante volte racconta dietro un qualsiasi pezzo, che sia di ceramica o che sia di qualsiasi altro tipo di lavoro artigianale. È vero quello che dite, poi è importante, io dico sempre, cercare di educare gli altri, no? Alla conoscenza del proprio lavoro. Quindi sicuramente quando noi parliamo alle volte di qualità, no? La qualità anche della comunicazione, è importante saper comunicare agli altri quello che è il proprio lavoro, per meglio comprendere proprio la fatica, quello che sta dietro, e quindi siamo assolutamente d'accordo. A proposito di qualità, io voglio ricordare a tutti gli amici che sono in ascolto: identità, qualità, provenienza continuano a essere i tre elementi fondamentali di Io Compro Siciliano, e che stiamo veramente tanto portando in giro, non solo nella nostra meravigliosa terra siciliana, ma quello che spesso dicono i fondatori di Io Compro Siciliano, che è quello di portare la Sicilia nel mondo e il mondo nella Sicilia. Questo ci permette anche di raccontare il nostro territorio, ci permette di raccontare i nostri prodotti, ci permette di raccontare la nostra arte, come quello che stanno facendo oggi proprio Sabrina Caruso e Eliseo Chiappara. Ma quanto è importante secondo voi, noi questo lo diciamo spesso, quanto è importante la rete, quanto è importante creare sinergie, quanto è importante creare connessioni? Sabrina. Ad oggi credo che sia praticamente il tasto portante, specialmente di un artigiano a questo punto, perché grazie alla rete si riesce ad arrivare dappertutto. Ora diciamo che poco importa insomma, i follower e tutto quello che c'è dietro, però io parlo per la mia esperienza. Quando ho aperto anche la pagina già Facebook prima di aprire il laboratorio, ho sempre cercato di inserire più lavori possibili, procedimenti che si fanno durante un'opera per attirare l'attenzione degli altri, e quindi su questo si incomincia ovviamente a vedere qualche piccolo risultato, perché già solo con un post magari tu controlli le visualizzazioni, i contenuti, i commenti, quindi sì, secondo me i social danno una grandissima mano. È vero, E parliamo anche la rete spesso in generale. anche, sì, sì, assolutamente, creare le connessioni e farlo anche in maniera moderna. La comunicazione noi diciamo sempre che è importantissima, lo facciamo tra l'altro, voi lo sapete, anche con due rubriche del giovedì e del venerdì. Proprio il venerdì parliamo di aiuto alle imprese, parliamo spesso proprio di comunicazione, di digitalizzazione, di quella che è il comunicare messaggi attraverso il più possibile, per essere una trasmissione capillare del proprio messaggio e quindi della proposizione della propria azienda. Senti Eliseo, ma secondo te, ma io adesso vi faccio questa domanda, ma un po' tra la raccolta di questi vetrini belli e colorati, un po' con la ceramica e le creazioni meravigliose di Sabrina, ma dico io, ma si potrebbe mica creare un oggetto ad hoc con vetrini, ceramica? Io adesso non so bene se, chissà, ma potrebbe forse nascere un nuovo oggetto d'arte?
Sì, volendo, certo, gli elementi poi si mettono d'accordo tra di loro, secondo me. Per questo non escludo mai niente. Non ti Esatto. nego che io a volte ho fatto della ceramica a raku, così, Mhm. ma cose per noi, appunto. Certo, il vetro si fonde ovunque, ma come il cuoio anche, ceramica e cuoio, sono elementi che sono molto presenti, Tra appunto. l'altro la bellezza, Eliseo e Sabrina, la bellezza è un po' come quando si mette un piatto o un oggetto in forno, no? Tu poi alla Sì, fine anche nella colorazione, no Sabrina, in questo me ne darai un po', Sì, anche quando sì, utilizzi i colori, no? Che poi magari sono sempre gli stessi, però magari hai messo un po' dell'acqua, un po', dico, ci sono tanti cambia fattori, magari la sempre. temperatura, magari tu alla Esatto. fine hai un oggetto che metti in forno e non sai mai come ti viene restituito, c'è sempre questa, quasi Un'ansia questa pazzesca. emozione, esatto, quasi questa Un'ansia emozione. pazzesca ogni volta che devo aprire il forno perché il lavoro è tanto e quindi anche solo una semplice pennellata data più o meno densa o più o meno liquida già cambia l'effetto. E Assolutamente. quindi sì. E quindi specifichiamo a tutti coloro che ci ascoltano che alle volte avere anche il colore che non sia proprio uguale, no? Quando diciamo ma è possibile avere, Esatto, non sì, so, è vero, è 10 di vero. questi oggetti uguali, e questo vale un po' per il cuoio, vale un po' per i metalli, vale un po' per la ceramica, non si potrà mai perché poi il lavoro dell'artigianato e dell'artigiano è un po' questo, no? Ci sono poi quelle cose che non riesci nemmeno tu a controllare, che però in questo è contenuta proprio la bellezza, nel fatto che ogni oggetto racconta È una unico. sua singolare storia. Ogni oggetto è unico. Bene, Eliseo, senti, ma i tuoi fratelli sono più grandi o sono più piccoli di te? uno più grande e uno più piccolo. Ci togliamo 2 anni Come si l'uno. chiamano? Elia è il più grande e Emanuele è il più piccolo. Senti, ma se dovessi suggerire qualcosa a loro, se dovessi dire qualcosa a loro sul vostro lavoro, su quello che potrebbe essere, non so, un nuovo modo per affrontare anche i periodi un pochettino particolari che stiamo vivendo, daresti loro un suggerimento, Eliseo? Così a primo acchito mi viene di dire, mettiamocela tutta. Non Mettiamocela molliamo, tutta, bravo, bravo. La perseveranza è molto importante. Mettiamocela tutta, era quello che ti volevo sentire dire. Mettiamocela tutta. Senti, Sabrina, lo stesso Sì. vale per te. C'è un messaggio che arriva, perdonami, di Selina Alcala. Bonjour e buona settimana a tutti. Céline Alcala è una francese, una ragazza francese che qualche anno fa è venuta in vacanza a Scoglitti, in Sicilia, e non si è più spostata dalla Sicilia. E lei oggi promuove la nostra terra siciliana in tutto il mondo. Concordo con Sabrina, per fare rete bisogna essere di ispirazione. Eh sì, è proprio vero. Senti Sabrina, tu nel tuo laboratorio sei tu un po' a creare, sei un po' tu a dirigere la tua azienda. Sì, sono... Eliseo lo dice, sì, Eliseo lo dice ai suoi fratelli e invece sicuramente io devo dire, scusami Eliseo, ma adesso devo fare una cosa dedicata a tutte le donne perché a maggior ragione noi parliamo sempre di donne imprenditrici, di donne mamme, donne che riescono a seguire in perfetta sintonia ed equilibrio le famiglie e nello stesso tempo il lavoro. Senti Sabrina, beh, tu forse a te stessa non lo puoi dire, io invece lo dico a te, forza, No, no, forza, io lo dico forza. anche a me stessa perché in certi momenti, come anche quello vissuto qualche periodo fa, con la chiusura obbligatoria, insomma, anche a me stessa mi dicevo forza, ce la dobbiamo fare, a mio marito, ai miei figli, perché ovviamente l'impegno non è solo mio, ci deve essere dietro una grandissima collaborazione di famiglia. Ora, il fatto che sono, diciamo,
tra virgolette, io quella che dipinge, quella che crea, ma in realtà non è così, perché dietro il laboratorio, la porta che c'è qui dietro alle mie spalle, diciamo che lavoriamo tutti insieme e quindi ho bisogno anche del loro sostegno, e quando vedo che la situazione è un pochino più complicata cerco di insomma stringere forte e chiedere l'aiuto e il coraggio di tutti, da parte di tutti. Brava. Quindi grande collaborazione, grande unione, così come l'unione di tutti i siciliani che seguono, sostengono Io Compro Siciliano. Io Compro Siciliano è un lifestyle, è uno stile di vita. Partiamo da noi, partiamo dalle piccole cose, partiamo aiutando le nostre aziende, i nostri ragazzi, i nostri artigiani, i nostri produttori, la nostra economia, perché così saremo sicuramente più forti. Voglio ancora dire a tutti coloro che ci seguono che Io Compro Siciliano non è assolutamente un progetto di chiusura. Io Compro Siciliano vuole essere, anzi, uno stile di vita da far seguire anche a tutte le altre regioni d'Italia, così come a tutti gli altri paesi. Attenzioniamo prima chi ci sta a fianco, il territorio dove viviamo, perché questo sarà sicuramente la vera svolta per un futuro migliore. Siamo arrivati alla fine. Io volevo ringraziarvi perché abbiamo parlato di arte in questo primo giorno della settimana, e quindi volevo ringraziarvi per aver portato come sempre le vostre storie qui e raccontandole un po' ai nostri quasi 260.000 amici di Io Compro Siciliano. Abbiamo sicuramente costruito una maglia in più della nostra terra. Eliseo Chiappara, grazie, saluta i tuoi fratelli e mi raccomando, Grazie a voi, state facendo una bella cosa, grandi, grazie. Grazie. Sabrina Caruso, vi ricordo, arte e decoro, potete trovare le sue opere all'interno del nostro marketplace www.iocomprosiciliano.com. E adesso, prima di mandare il nostro video istituzionale, ringrazio Paolo Gatto in regia, ma non posso lasciarvi senza fare il nostro consueto saluto. Potreste per favore avvicinarvi alla camera? Vicini, vicini. Adesso dovreste ripetere con me: io compro siciliano. Ci piace! Grazie per essere stati con noi. E adesso il nostro video istituzionale. Ci vediamo domani alle 12. Ciao! Ciao, grazie, tre Ciao capperi. Eliseo, ciao Grazie, Sabrina. arrivederci.